Oggi si parla sempre più spesso di cure palliative. Che cosa sono le cure palliative? Sono cure che vengono rivolte ad un paziente cronicizzato, che è un paziente che ha un percorso verso il fine vita, un paziente che ha necessità di particolare sostegno, un sostegno clinico, un sostegno fisico, un sostegno psicologico, un paziente che ha necessità di essere supportato insieme alla propria famiglia, al proprio caregiver e ai propri conviventi, che necessitano anch'essi dello stesso sostegno. Le cure palliative vengono sviluppate nell'ambito della nostra ULSS in applicazione di una normativa nazionale e di una normativa regionale. Le cure palliative prevedono quindi un affiancamento, un accompagnamento, cercando di migliorare il più possibile la qualità della vita di questi pazienti, che possono essere pazienti affetti da patologie tumorali, ma possono essere anche pazienti in cura per altre patologie come può essere la sclerosi multipla, come può essere pazienti che sono in dialisi, pazienti come dicevo che hanno bisogno di un'assistenza a tutto tondo. L'ULSS 9, grazie al contributo di tutti gli operatori, sta sviluppando pienamente la rete delle cure palliative, cercando appunto di dare un supporto concreto. Contemporaneamente lo sviluppo delle reti delle cure palliative sta promuovendo un percorso di formazione rivolta agli operatori interni. Stiamo già attuando un percorso di formazione nei confronti di tutti i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, ma sta promuovendo anche un percorso di informazione rivolto a tutta la popolazione grazie alla collaborazione fattiva delle amministrazioni comunali che hanno organizzato alcuni incontri rivolti proprio alla popolazione. Nella giornata del sollievo sono impegnate anche le cure palliative. Le cure palliative hanno la missione, lo scopo, l'obiettivo di sollevare il paziente e chi gli sta attorno, la famiglia, nel disagio causato da tutte quelle patologie che in fase evolutiva compromettono dapprima la salute ma anche il benessere di tutto il gruppo familiare o di chi gli sta attorno. Siamo un gruppo di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, musicoterapisti che attivati dalla medicina generale, quindi dal medico di famiglia solitamente oppure dai reparti dell'ospedale, ci segnalano questi casi estremamente difficili che purtroppo per patologie non solamente legate al tumore ma anche per patologie degenerative di tipo neurologico, pensate ad esempio alla SLA, pensate ad esempio all'Alzheimer o altro tipo di patologia come ad esempio l'insufficienza renali in fasi terminali, portano il paziente progressivamente verso una qualità di vita assolutamente insufficiente. Noi cerchiamo con la nostra presenza e con la nostra attività di dare dignità a tutto questo, migliorando la qualità di vita, ripeto, nelle fasi di terminalità. Il servizio di psicologia territoriale, che è inglobato all'interno delle cure palliative, cerca proprio come nella giornata del sollievo di riportare avanti un discorso culturale su che cosa si intende per sollievo, che in realtà diventa un ascolto, un accompagnamento all'interno della famiglia e dei pazienti che hanno malattie degenerative per poter ritrovare un loro esserci, anche sebbene c'è questa paura, per cui affrontare la paura, affrontare il disagio in un continuo abbraccio dove ripercorrere una propria storia di vita per poter rigestire e ricreare delle condizioni dove la malattia grave non diventa limitante ma diventa un qualcosa che promuove un ulteriore essere all'interno della persona. Su questo abbiamo fatto poi tutta una serie di interventi anche da un punto di vista di cambiamento un po' culturale con la popolazione e anche con dei medici di medicina generale, proprio per far passare questo aspetto di sollievo ma inteso come accompagnamento, perché crediamo che l'accompagnamento sia la forma maggiore di sollievo, di vicinanza, che non è solo il fatto di dare una cura ma diventa un ascolto attivo per poter gestire tutte le paure, riuscire a condividerle e riuscire ad affrontare delle situazioni che possono essere difficili nel cercare di trovare un minimo di tranquillità per poter gestire poi tutto quello che può accadere all'interno del contesto. Questo sia per i pazienti ma anche per i familiari e anche per i bambini, nel senso che quando si è a domicilio c'è tutto un contesto familiare per cui tutto il gruppo è inglobato su questo aspetto di ascolto, per cui di sollievo, non perché è qualcosa che viene scaricato ma che viene condiviso.